Assessore alla cultura del comune di Mugere di Piave, rappresenta l'onorevole Porcolin, del sindaco del comune di Mugere di Piave. Il nostro comune in questo periodo non è stato interessato tragicamente dall'alluvione, ma tuttavia abbiamo un territorio che è attraversato da due fiumi, il Sile a sud e il Piave sulla riva est, diciamo, del territorio, che destano problematiche serie quando appunto arrivano questi fenomeni meteorologici che mettono a rischio il nostro territorio. Pertanto io credo che questo incontro sia veramente utile per poter creare quel tavolo di lavoro non solo per far fronteggiare l'emergenza che è venuta negli altri comuni più sfortunati, ma per creare poi un piano di interventi che possa salvaguardare il territorio e mantenerlo appunto monitorato nel tempo affinché questi fatti possano essere controllati. Buongiorno, sono Martino Schiavon, vice sindaco del comune di Ponte San Nicolò Padova, e porto la testimonianza di un comune direttamente alluvionato che ha vissuto dei momenti veramente di criticità e di paura ai primi di novembre. Per fortuna e anche per grande stimolo, per grande capacità delle persone che vivono, è stato superato in modo credo egregio, e in virtù anche del fatto che siamo riusciti a dare un sostegno alle popolazioni colpite di una frazione di Roncaiete, dove abbiamo avuto quasi 1500 sfollati per 3 notti, dove i danni sono stati ingentissimi, soprattutto alle proprietà private, ma anche alle nostre proprietà comunali, alle proprietà dell'ente pubblico, e in questi 2 mesi di agonia, perché comunque la situazione è stata veramente di disagio e di angoscia, la nostra cittadinanza ci ha supportato in modo egregio, spingendoci a risolvere tutti i problemi che si creavano e a risolverli. E oggi invece ci troviamo qui nel coordinamento dei sindaci alluvionati per un momento di coordinamento dell'attività politica e amministrativa per la soluzione di tutti quei problemi che sono sorti con l'alluvione e con tutto quello che le grandi precipitazioni hanno portato, quindi le frane, tutte queste cose che il rischio idrogeologico provoca. Noi in questo momento siamo per chiedere un forte aiuto, una forte organizzazione per la messa in sicurezza del fiume Bacchiglione, che oggigiorno preoccupa tantissimo la nostra cittadinanza. Grazie. Buongiorno, sono Zadra Enrico, assessore del comune di Valdobbiadene nei lavori pubblici, viabilità e ambiente. Ci siamo trovati qui oggi presso la sede dell'ANCI per concordare le strategie e il modo di operare per intervenire appunto nel ripristino degli eventi che si sono verificati nel scorso mese di novembre. Eventi che per il nostro comune sono stati prevalentemente franosi, perché ci troviamo in un territorio collinare, e che in alcuni casi, specie in una situazione della frazione di Santo Stefano, si è verificato un evento di notevoli dimensioni che ha interessato sia viabilità comunali che viabilità provinciali. Quindi confidiamo in questo organismo che verrà costituito oggi, che è un organismo di coordinamento, appunto per dare risposte immediate e molto mirate sulla modalità di operare per il ripristino e per i prossimi lavori che dovranno essere svolti.